Oggi qui ad Agrigento per la presentazione di un libro che fa un po' il punto sulla sua attività didattica presso l'Università di Palermo. Un libro nel quale abbiamo voluto un po' raccogliere i principali risultati che si sono raggiunti in questi 6 anni. Il titolo non è casuale, il titolo è Un'università inclusiva. Questa è stata un po' la cifra che ha caratterizzato tutto quanto il percorso, cioè fare una università che fosse aperta, accogliente, dove davvero si potesse dare opportunità a tutti i ragazzi e quindi con quanto più possibile corsi di laurea ad accesso libero, quanto più possibile tassazione azzerata. Noi abbiamo la più alta, la più grande fascia no tax in Italia e naturalmente con grande attenzione ad una presenza radicata sul territorio, non solo su Palermo ma anche sulle altre province, in particolare su Agrigento. La logica che si vuole seguire è quella proprio della Università della Sicilia occidentale, guardando non soltanto a Palermo ma anche alle altre province. Ecco, parliamo di Agrigento, avete fatto insomma una presenza, nonostante c'è stato un periodo particolare dovuto sia al Covid ma anche a una situazione finanziaria insomma particolarmente deficitaria, quella di Agrigento, insomma voi nonostante tutto avete creduto sulla nostra realtà agrigentina. Sì, assolutamente sì, ho sempre creduto su Agrigento e lo dicevo fin dall'inizio, fin dal 2015 quando abbiamo cominciato. Bisognava che ci fossero le condizioni per poter lavorare bene, seriamente e con solidità, con stabilità, che è la cosa più importante di tutte. Queste condizioni si sono create attraverso anche alcune disposizioni normative e attraverso una governance del consorzio finalmente salda e stabile e a questo punto noi abbiamo portato una serie di corsi di laurea. Oggi su Agrigento abbiamo 7 corsi di laurea, quest'anno abbiamo avuto più di 350 matricole ed è un dato ancora in crescita e naturalmente sono corsi di laurea tra l'altro importanti, popolosi, che sono molto richiesti dagli studenti, penso a scienze motorie, scienze della formazione primaria, lingue, economia, scienze dell'educazione, quindi comincia a diventare un'offerta formativa veramente completa. Naturalmente tutto è sempre migliorabile e perfettibile, mi auguro che anche in futuro questa offerta formativa continui a crescere. Il suo futuro, Presidente? Fino al 31 ottobre sono il rettore di questa università, poi torno a fare il professore, poi si vedrà. Oggi siamo qui al Consorzio Universitario, una giornata importante, abbiamo con noi il magnifico rettore, il professore Fabrizio Micari, che anche penso che colga l'occasione per salutarci perché il 31 ottobre terminerà il suo mandato, un mandato proficuo, un mandato intenso, 6 anni di grande lavoro. E infatti presenterà oggi un libro proprio come l'università inclusiva dal punto di vista di apertura. Lui è stato così bravo da poter creare quelle condizioni tali di aprire l'università, specialmente i consorzi universitari, le sedi quindi come quella di Agrigento, a molti ragazzi. È importante perché ancora oggi si vede crescere la nostra attività universitaria qui ad Agrigento. Quest'anno ci saranno 2 facoltà nuove, le scienze della formazione e le scienze motorie. Stiamo lavorando per scienze infermieristiche per l'anno successivo, sto lavorando personalmente per una scuola di archeologia, perché noi come Agrigento abbiamo la materia prima, abbiamo un immenso patrimonio archeologico e non abbiamo una scuola di archeologia. Prima c'era la facoltà, adesso non c'è più nemmeno quella. E quindi penso che è un lavoro proficuo, in comunione anche con l'onorevole Mangiacavallo, che si sta impegnando tantissimo per la nostra Agrigento, penso che porteremo poi dei frutti in cantiere. Io colgo l'occasione per ringraziare non solo il magnifico rettore Micari, ma anche il presidente del polo universitario, il professore Luisi e i suoi collaboratori, il dottore Piazza e gli altri, per averci permesso di instaurare un rapporto sicuramente costruttivo e concreto in un percorso che ci ha portato ad un'offerta formativa sempre più consistente e sempre più qualificata, e non è una presunzione. Abbiamo registrato l'aumento dei corsi di laurea, ben 3 nell'arco di pochissimo tempo, lingue e scienze della formazione primaria e scienze motorie, ma quello che maggiormente ci induce a continuare su questa via già tracciata è il riscontro continuo del fatto che con una serie di iniziative parallele a quelle didattiche stiamo incidendo sulla crescita non solo culturale ma anche sociale ed economica della nostra provincia. Ci auguriamo che questo rapporto si possa non solo
consolidare ma anche rafforzare con la prossima governance della Università di Palermo, con il nuovo rettore che si insiederà a giorni, il professore Midiri, perché crediamo fermamente che il consorzio universitario, il polo universitario della provincia di Agrigento sia una delle più rilevanti potenzialità che possa esprimere questo territorio. Noi stiamo cercando di fare la nostra parte, stiamo cercando di aprirci ad altre istituzioni, agli enti locali, al mondo della imprenditoria, al mondo della pubblica amministrazione in genere, perché abbiamo sperimentato che da un rapporto di collaborazione costruttiva ne può scaturire una crescita indiscutibile e una piena valorizzazione delle grandi potenzialità che questo territorio esprime.